capiamoci esattamente cosa intendiamo per transizione ecologica. Penso che gli step possano essere di asticella più bassa, ma soprattutto devono essere accompagnati. Accompagnati, tenendo conto che l'Europa è diversificata. Non nasconde le sue perplessità il segretario di CNA Veneto Matteo Ribon sulla direttiva proposta dall'Unione Europea per incoraggiare la ristrutturazione degli edifici per raggiungere almeno la classe energetica E. L'obiettivo è ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, ma a preoccupare sono soprattutto le tempistiche. Questa transizione dovrebbe avvenire in 7 anni. Nel dettaglio, entro il 2030 l'efficientamento degli edifici in classe energetica E, entro il 2033 quelli in classe energetica D e tra il 2027 e il 2030 l'efficientamento per gli edifici pubblici. È chiaro che non è possibile fare questo praticamente in 7 anni, non c'è la possibilità, ma non c'è neanche l'operazione tecnica, la possibilità tecnica di farli. Sì, facciamolo, ma facciamolo in maniera graduale. Ricordiamo che gli italiani in Europa sono quelli che hanno il maggior numero di case proprie. Non boccia invece la direttiva l'europarlamentare 5 Stelle Pignedoli, che però auspica un sostegno economico alle famiglie. Sarà una direttiva appunto e saranno poi gli Stati membri a doverla far applicare. Per cui sarà lo Stato, a seconda delle proprie caratteristiche, del parco degli edifici, insomma, che ha lo Stato, a indicare quali sono le strade. Certo, ci vorrà un supporto molto forte alle famiglie, perché è evidente che questa direttiva non può ricadere sulle tasche dei cittadini. È proprio ai politici che va l'appello di Matteo Ribon per evitare, spiega il segretario CNA, un'altra tagliola come quella che si era abbattuta sull'automotive. Credo che i nostri parlamentari europei, che hanno un ruolo molto importante, ma anche gli stati stessi, per cui so che insomma c'è già un'attenzione particolare da parte del governo, debbano fare un'azione per contenere e accompagnare un percorso di questo tipo.